ha dato il suo nome? Nicola Sassi. Nicola Sassi. Siamo felicissimi perché un altro comune della Sardegna ha deliberato pro zona franca. Quali sono le motivazioni che ti hanno spinto a farlo? Innanzitutto numerose visite ogni giorno in comune da parte dei cittadini che si lamentano comunque per il caro, per il costo della vita e poi anche per il fatto che comunque spostarsi dalla Sardegna verso l'Italia in aereo, anche con la nave, con le famiglie, insomma sta diventando sempre di più un costo insostenibile. Possibile da sostenere, anche il fatto che molti giovani comunque vogliono intraprendere, giovani laureati vogliono intraprendere la loro attività aprendosi una partita IVA, questo comporterebbe un salasso per loro e per chi. Quindi concepite la zona franca come uno strumento economico, effettivamente quello che è. Sì, come uno strumento di vantaggio fiscale, soprattutto che aiuterebbe a rilanciare l'economia, soprattutto per avere anche noi giovani un futuro più certo, diciamo così, anche se limitato, anche per 10-20 anni, comunque sicuramente ne trarremo dei benefici. Ecco, secondo lei il comune di Senori, come tanti comuni, qual è la cosa di cui più avrebbe bisogno? Qual è il problema più sentito dalla popolazione? È la disoccupazione? Che cosa manca alla popolazione di Senori per cui questa richiesta di zona franca è così sentita dalla gente? Sicuramente manca, per esempio nel territorio di Senori ci sono molte aziende agricole che magari vorrebbero, esportare i loro prodotti in Italia. I nostri prodotti del territorio di Senori sono prodotti genuini di altissima qualità, come l'olio, il vino, gli agrumi, insomma le pesche di Senori sono famosissime, tutti gli altri prodotti legati soprattutto all'agricoltura. L'agricoltura è in ginocchio. L'agricoltura è in ginocchio e questo sicuramente aiuterebbe tantissimo, anche il fatto di commercializzarsi attraverso i porti franchi, insomma ci aiuterebbe tantissimo penso. Poi non so chi andrà a trattare per la gestione dovremmo tipo di zona franca si farà in Sardegna, comunque sicuramente ci aiuterà. Senori è un paese improntato soprattutto sull'agricoltura e sulle piccole e medie imprese, insomma aiuterebbe un po' tutti. Allora, il 18 a Porto Torres stiamo organizzando un incontro, dibattito divulgativo ma anche di partecipazione. Abbiamo invitato le forze dei disoccupati, i dipendenti dell'Eon che stanno manifestando oggi qui in piazza e vi invitiamo formalmente a partecipare. Cosa si sentirebbe di dire ai promotori pro zona franca che così stanno impegnando così tanto la dottoressa Randaccio, l'avvocato Scifo e i movimenti che a questo punto hanno raggiunto un numero di 114 nell'intera isola? Innanzitutto un grazie particolare per l'interessamento e per l'impegno che comunque stanno dimostrando. Vorrei lanciare un messaggio nel senso che verso questa questione di zona franca bisogna essere tutti uniti. Ad esempio nel nostro consiglio comunale il Movimento 5 Stelle si è astenuto, non capisco i motivi. Ma perché? Perché questa astensione in generale, non solo a Senori, in generale nella regione Sardegna, e io glielo dico da grillina, infatti sì. Sono disperata in merito, perché in generale il Movimento 5 Stelle si astiene? Cioè, è possibile oggi con questa crisi, con questo disastro che abbiamo intorno, ancora astenersi, non prendere posizione sul tema? Loro hanno giustificato, adesso questo è giustificato la cosa che volevano vederci chiaro. Ancora? Addirittura il consigliere ha detto che la dottoressa Randaccio, infatti io volevo informarmi su questo se è vero, che stava rivalutando la cosa che a me non risulta. Non è assolutamente. E quindi per questo motivo ha detto che si asteneva. Ma è incredibile queste infatti io volevo sentire. Disinformazione. Lei deve cogliere adesso l'occasione per venire il 18 e avrà modo di parlare direttamente con la dottoressa Randaccio. Sì, io lo chiedevo se era possibile fare anche un incontro del genere a Senori, noi vediamo strutture un po' quello che volete. Assolutamente. Adesso se lei viene il 18 noi la invitiamo direttamente, tanto noi lo accenniamo e così si organizzano. Sto per dare dei chiarimenti, perché io comunque non sono molto preparato nella parte legislativa e comunque per informare la popolazione in merito. Assolutamente, se voi ci date una mano come comune ad organizzare, perché
sappiate che noi siamo autofinanziati e siamo distrutti. Noi adesso per Porto Torres abbiamo preparato dei volantini e li stiamo pagando. Poi allora, i volantini li stampiamo noi. Tutte a spese nostre. No, voi venite e parlate, basta. Vi facciamo trovare il centro culturale e la randaccia non per va bene, grazie, veramente è una parola che le diamo, però venite il 18, promesso. Allora, il 18 il sindaco forse siamo ad Orgali, però non sono sicuro. Mandate qualche delegato a nome vostro, vi perché prego, abbiamo un incontro importante, non so se è spento.